Come spesso capita nei periodi festivi, la pagina della cronaca in provincia di Agrigento anche questa volta è molto ricca. La pioggia che ci ha accompagnato nella giornata di Pasquetta, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, è stata complice di diversi incidenti stradali. Il più grave a Canicattì, dove un uomo di 40 anni, Diego Paci, sposato e padre di 2 figli, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo, con la riserva sulla vita, in seguito proprio a un incidente stradale autonomo. L'uomo a bordo del suo scooter è rimasto vittima con un amico di un incidente a Canicattì. La vittima non avrebbe indossato il casco di protezione. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo ne hanno disposto il trasferimento in ambulanza all'ospedale civico. Ferite lievi invece per il passeggero dello scooter. E non sono mancati gli attentati incendiari, in alcuni casi però solo le indagini stabiliranno se c'è dolo o meno. A Ribera sabato notte l'autocarro Iveco Daily, di proprietà di un agricoltore, è andato a fuoco. Sono andati in fumo la cabina e il suo arredamento. E i carabinieri della tenenza di Favara stanno indagando sull'incendio che l'altra notte ha distrutto la Fiat Grande Punto, di proprietà di TA, 48 anni, fabbro del luogo. La vettura si trovava parcheggiata in via Schio. E complice la grave crisi economica, si moltiplicano furti e rapine. Un giovane empedoclino è stato aggredito, sbattuto contro un muro e rapinato in vicolo Alaimo a Porto Empedocle. Il 18enne è stato assalito alle spalle da uno sconosciuto con il volto scoperto e senza armi. Il rapinatore l'ha trascinato sbattendolo contro il muro, quindi è riuscito a impossessarsi del portafogli della vittima. Poi si è allontanato facendo perdere le tracce. Magro il bottino, appena 7 euro. E i ladri hanno ripulito 4 abitazioni dopo aver verificato che i proprietari erano usciti per partecipare alle funzioni religiose del Venerdì Santo. Bersaglio della scorribanda è stata via Ficani, una traversa di via Atenea nel centro storico del capoluogo. Rapina invece al distributore di carbolubrificanti Eni in via Pietro Nenni a Favara. È successo sabato pomeriggio. 2 banditi con il volto travisato hanno puntato una pistola contro l'operaio dell'impianto e si sono fatti consegnare i soldi che teneva in tasca. Arraffato il bottino, circa 1.000 euro, i rapinatori si sono dileguati a bordo di un'autovettura. E altro tentativo di furto sulla carretta del mare utilizzata da una trentina di migranti sbarcati qualche giorno fa a Siculiana Marina, che è attraccata sulla banchina del porto di Porto Empedocle. Durante la notte i carabinieri della stazione empedoclina, durante un servizio di controllo all'interno dell'area portuale, hanno tratto in arresto Salvatore Messina, 44 anni, e Salvatore Di Stefano, di 50, entrambi pescatori empedoclini, con l'accusa di tentato furto in concorso su attrezzi e materiali da imbarcazione sottoposta a sequestro. I 2 sulla banchina di attracco sono stati sorpresi a bordo dell'imbarcazione sottoposta a sequestro dalla Guardia di Finanza, intenti ad asportare materiale di bordo. Con l'utilizzo di una pompa avevano già prelevato dal serbatoio circa 250 litri di gasolio e smontato strumenti di bordo e parte del motore.